Ruggero Razza con un blitz del presidente rientra in giunta e spiazza gli alleati. L'assessore alla sanità si era dimesso qualche mese addietro nell'ambito di una inchiesta scoppiata a livello nazionale per i dati Covid gonfiati. A sorpresa il governatore, senza alcun confronto con i partiti della sua maggioranza, lo ha voluto con forza e lo ha nominato nuovamente assessore alla sanità, delega che Musumeci aveva tenuto per sé. Ho toccato da vicino la qualità degli operatori della sanità siciliana, la loro abnegazione e l'impegno da tutti profuso nel corso di questi lunghi mesi di pandemia, ha dichiarato il Presidente. Non mi hanno meravigliato gli appelli rivolti da molti operatori e rappresentanze sindacali, certamente non tacciabili di vicinanza con il nostro governo, che hanno chiesto di riprendere il percorso amministrativo avviato con l'assessore. Ho sempre pensato, dice ancora il governatore, che le indagini giudiziarie e le responsabilità politiche devono essere separate, nel pieno rispetto per il lavoro della magistratura e dei principi che regolano la nostra vita democratica. Per queste ragioni ho insistito con Ruggero Razza affinché potesse riprendere il ruolo che gli aveva assegnato nel novembre del 2017. Ho fiducia che questa scelta possa contribuire positivamente a concludere un percorso amministrativo avviato in questi anni con i risultati che tutti conoscono. Pesanti le reazioni politiche come quella del presidente della commissione regionale antimafia Claudio Fava. C'erano e ci sono molteplici motivi di opportunità che avrebbero dovuto suggerire a Musumeci di non procedere a decidere il ritorno di Ruggero Razza alla guida dell'assessorato alla salute. Ma su queste evidenti ragioni ha prevalso la volontà di piegare l'interesse della Sicilia alle esigenze politiche del presidente della regione. Il tutto dopo aver lasciato nei mesi più caldi della campagna vaccinale l'assessorato e la macchina regionale senza una guida. Ed anche i 5 Stelle attaccano pesantemente il governo, l'ennesimo atto di egoismo di Musumeci che mette in primo piano i propri interessi e quelli della sua ricandidatura davanti a quelli della salute pubblica e dei siciliani. Questo suo atto di arroganza conferma, ove ce ne fosse bisogno, che quando il presidente si muove fa solo danni, conclude il capogruppo Giovanni Di Caro e i deputati 5 Stelle della Commissione Sanità.